ben trovati! Vabbè, cambiamo, facciamo l'entrata, un ingresso all'americano, mister. All'edicola di mister Piero Gatto. E salvo solo, ci decide lui, io infatti Il Narciso e Boccadoro del calcio siciliano, questa poi la spiegherò a qualcuno che me lo chiede. Basta aver detto Boccadoro a me così io sono tranquillo. Ma che dobbiamo fare? Insomma, innalziamo il livello di questa ignoranza incredibile. Veramente. Comunque meno male che comunque poi alla fine il campo fa anche divertire, che le sorprese non sono mancate. E quindi diciamo che il chiacchierio settimanale poi viene spento Lo tronchiamo. lo tronchiamo. Sì, lo tronchiamo proprio col campo, il pallone girando. Infatti. E le palle però girano, che è una meraviglia in ogni campo, soprattutto dentro il campo da calcio. Partiamo invece con il partitone. È il partito del sabato, Pro Favara Camerata. Ma dico, è possibile, per carità, il Camerata ha fatto l'impresa, dice sì, ma è la capolista, però per me ha fatto l'impresa, perché andare in questo momento particolare del Favara, del Pro Favara, andare a vincere, per me è stata un'impresa perché io non proprio, sì, si dice del Camerata, è sempre una squadra che ti sorprende, però io non ci credevo che il Camerata andava a vincere a Favara. Ma pensate che a Favara non gli hanno dato neanche 10 No, guarda, è ritornato Renato Maggio. È ritornato il gioco di Renato Maggio. No. Vabbè, io non posso permettere Renato di dirgli la fortuna, ancora no. No, vabbè, si è ritrovato un grande Ilardi. Vabbè, si è ritrovato, ce l'ha. Ilardi è strepitoso e quando ce l'hai te lo coccoli. E poi ci sono state anche diverse occasioni da gol, insomma, un po'. Lasciamo stare la fortuna del Camerata, però continua la sfortuna del Pro Favara. Però io dico sempre devi bene dire. No, però io dico questo, basta, però perché uno la fortuna se la va a cercare. E questo sarà un tema ricorrente secondo della puntata. La fortuna se la va a cercare perché Renato Maggio fa i risultati, ma se la fortuna bussa alla porta, tu non sei pronto lì ad aprire e allora ti passa via e non la raccogli. Renato la raccoglie, ha vinto a me mi hanno detto chi l'ha vista, Piero, il Camerata ha fatto la partita della capolista. Alla faccia. Quindi anche i ragazzi, anche i giovani, quei giovani che ci Renato hanno interpretato la partita nel senso giusto, da capolista, cinica, ben messa in campo, pronta a chiudersi, a ripartire. Poi prende pochissimi gol. Prende pochi gol perché è un grande portiere, poi una squadra che bene, una buona difesa, un buon filtro a centrocampo. È una squadra che si sacrifica, appunto, è questo il discorso, perché materialmente diciamo dove non arriva la qualità individuale arriva la forza del gruppo, quindi su questo io però allora intanto dico una cosa, mancano 7 partite a finire il campionato, io sto facendo una cosetta qui, però insomma il Camerata, se ci crede, ce la può fare, Salvo. Ma io non ce la può fare. Guarda, quindi, l'unico dubbio sai qual è? È il dopo. Cioè, a questo punto conviene. Allora, intanto Renato si vince il campionato anche per Rima. Alla fine comincia a fare rima, Renato campionato vinto e quindi si vince il campionato. E già nel suo palmarès ci mette un campionato vinto, e scusami, se è poco, anche perché Renato non è un ragazzino, quindi andare a raggiungere una vittoria in eccellenza al suo palmarès è una cosa veramente, poi mai. È un traguardo meritatissimo comunque. In questo momento sì, che il Camerata ha preso la testa di questa classifica e non l'ha lasciata più, magari solo mi pare fosse una volta, un paio di giornate, però poi è stata sempre in fuga, ma sempre a guidare questo gruppo c'è stato sempre il Camerata, quindi bravo è a un punto dalla zona play out. No, io mi preoccupo seriamente del Pro Favara perché adesso non so a livello psicologico e anche questo è il rischio. adesso ho paura, io mi auguro che
riescano a mantenere duro e portare questo gruppo fino alla fine, perché se lo portano fino alla fine ce la possono fare, ma se si sfascia... Anche perché dico, cioè, ci sono squadre, San Cataldese, Mazzara, lo stesso San Giovanni, che dico, sono là 2-3 punti, un punto del San Giovanni, 2-3 il Rocca è lì. Il Rocca stesso comunque sia, tipo, sta lottando con i denti. E quindi vediamo, comunque ragazzi a Favara, ve lo diciamo già da diverse settimane, stiamo attenti, state giocando col fuoco. Ma non è che uno fa il profeta, però sono cose tipo lampanti, ma nessuno se ne accorge, nessuno si rende chi vive conto. di calcio... Quasi loro solo borse negli spogliatori. No, state attenti perché io pensavo che c'era il ritorno di vedere un po' Favara nelle zone alte della classifica. E questo è il pronostico che avete mangiato proprio. Ma me lo sono mangiato, però adesso è da un paio di settimane che ho paura di qualcosa di brutto. A proposito di qualcosa di brutto, stavolta invece la Folgore ha girato il suo destino, perché comunque, voi non vuoi, si prende il punticino con il Rocca, 2-2, una bella partita, fiori ottimi da gol da una parte e dall'altra, un 2-2 interessante, sicuramente chi pensava che la Folgore già fosse la deriva, a questo punto... Ma io penso che comunque non è che ha risolto i problemi. No, però dai, sai, un punticino, nessuno ci... Più che la Folgore, ma neanche io. Allora, intanto bravi ragazzi che dimostrano sempre di avere carattere, di non mollare mai. Quindi bravi, vi diciamo bravi dall'inizio del campionato. Quindi le nostre critiche vanno al contesto societario, ma i ragazzi, i tecnici che si sono alternati, non si può... Già ne uno, vabbè, non facciamo perdere, anzi che lo salutiamo sempre, Giuseppe, però dico, non c'è niente da dire. Però io, secondo me, insomma, il Rocca di Capileone, ma che cavolo sta facendo? Vinceva 2-0, forse si era convinto di andarsi a fare la passeggiata, va a intoppare contro una Folgore terribile, che nel secondo tempo non ha mollato, ha trovato il 2-1 lì, e a questo punto ci ha creduto. Hanno fatto resuscitare Lazzaro, dai, onestamente. Ma Bongiovanni aveva paura del 2-1 di proprio gridava chiudiamo, perché lui se lo sentiva che poteva all'ultimo nascere la sorpresa, e Bongiovanni da esperto, perché lui è un vecchio lupo, se la sentiva bene, ha preso il 2-2 ed è venuto fuori un risultato con i soldi, se c'era qua la schedina proprio sbancava, che questo X non l'avrebbe previsto nessuno. Quindi complimenti alla Folgore, e il Rocca adesso ha come il Favara. Ha perso 2 punti vitali, secondo me, ha perso 2 punti vitali, soprattutto per fare punteggio fuori casa, e onestamente, non lo so, comunque con le unghie e con i denti devono lottare fino alla fine. E ecco, le sorprese non finiscono, perché la mia preferita, a Leon Cortese, viene bastonata a raspadali di Mimmo Bellone. Applauso da Mimmo. Mimmo, sei un grande, però sai perché hai vinto? Perché ha avuto la febbre. Mimmo ha avuto la febbre, è stato a letto alla febbre, i ragazzi si sono tranquillizzati, dopo si sono rilassati e hai vinto la partita. Quindi fatti venire un'altra febbre la prossima settimana che vinci il campionato. La polmonite. No, intanto sei in Canada, quello è un leone, ma chi lo abbatte a Mimmo? Non è mai preso lui. No, ma poi mi piace a me il giornalista Paolo Picone. Perché lui si alterna con il mister. Cioè, lui fa le interviste a Mimmo Bellone e poi nel commento all'ultimo dice il mister deve cambiare formazione ogni settimana, e sai, il tecnico si sostituisce al commento tecnico e lo fa pure questo Paolo Picone. La prossima volta Paolo Picone, che non ti conosco, ma che lo fai l'intervista a Mimmo? Dici tu direttamente quali sono. Scrivici Paolo, scrivici. Fai tu e fai tutte cose tu. Perché Mimmo, allora ci arrivo, perché Mimmo giustamente ha avuto dei problemi di formazione nelle ultime. Vabbè, Mimmo i problemi ce li ha sempre. Sarà sempre, problemi pure contro il vento, contro l'acqua, contro la sua formazione, contro lui poi, anche quando vince.
Ora domenica ha di nuovo dei problemi di formazione e lo ha detto, però lo ha sottolineato anche Paolo Piccone, perché se qualcuno non va a leggere lui già ce lo dice. Giusto. Comunque complimenti Mimmo, perché veramente è stata la partita che nessuno se l'aspetta. Sì, però scusa Piero, una domanda più logica in questo momento è dove finiscono i meriti del Raffadali, iniziano i demeriti della Confortese, perché dico è giusto pure segnalare il fatto che anche qui la Confortese... Io voglio dire a Mirto una cosa. Mirto ha dichiarato che la squadra manca di esperienza, questo non lo accetto, perché noi abbiamo fino ad ora abbiamo elogiato la squadra di Mirto perché è una squadra giovane, una squadra che si esprime come dice. Ora non devi dire sono tutti anni, ma come gli mancavano, aveva diverse assenze, d'accordo, però un allenatore come lo sei tu non ci attacca l'esperienza. Se avesse l'esperienza, certo vincere il campionato con 100 punti. Allora anche la Palma, se ci avesse avuto l'esperienza, l'attaccante, il centravanti, sarebbe un'altra squadra e vince. Allora tutti vinciamo il campionato. La caratteristica della Confortese quest'anno è proprio la freschezza, la gioventù, l'attenzione che mettono questi ragazzi nel gioco che tu gli fai fare. Quindi adesso non devi venire a dire vabbè, manca l'esperienza, quindi non sopportiamo questa altura di classifica. Quindi tipo c'è un po' di... un peso per quanto riguarda questa altezza, questa lotta per il traguardo finale. E vabbè, cosa vuoi? La botte piena e la Ma scusa, l'abbiamo soltanto noi l'abbiamo combattuto, chi si è vista Confortese materialmente una quindi è colpa nostra. No, è colpa nostra. Quindi pressione non ne hai, perché dal lato, anzi, hai fatto benissimo. Quindi non devi venirmi a dire che la Leofortese manca di esperienza, che la forza di questo campionato sono i giovani. Appunto, anche perché poi si danno alibi materialmente a determinati tipi di prestazioni. Benissimo, quindi non è il caso. Quindi possiamo sottolineare, Ministro, che la forza di questo campionato d'eccellenza, girone A, quello che stiamo seguendo noi, sono i giovani. Certo. I giovani del Camerata, i giovani della Leofortese, i giovani della Panama, è all'insegna dei giovani. Quindi adesso che siamo al lascio finale, non mi devo sentire dire siamo inesperti. No. Dico, sei tra prima e secondo tutto il campionato. È pur vero che avevi delle assenze, qualche piccolo, potevi anche essere un po' più fortunato nel primo tempo, però Totò Romeo torna al gol, bravo Salvo, finalmente ti rivela fra i marcatori e ha fatto anche un bel gol, non l'ho visto, però ho letto che è stato un gran gol, e poi non ho capito perché mi ha detto un gol strano, però ti ripeto, io non l'ho visto, quindi non posso, perché io ho letto in un articolo, ho letto un gran gol e Mito poi dice un gol strano, quindi un gran gol strano, un gran gol strano. Quindi brava Raffadali, che prende 3 punti di salute, quindi si mantiene tra i vivi, si mantiene tra i vivi, materialmente a 5 punti dalla zona salvezza, il campionato 7 partite, si mantiene tra i vivi. Proseguendo appunto, andiamo all'ennesimo sconfitta del Mazzara, l'ennesima sconfitta. Però certo, il cliente della settimana era complicato. Questo era uno, questa partita. Vabbè, non abbiamo del caso, no? Sì. Però il Mazzara è sempre una squadra da rispettare per quello che è il parco giocatori, è sempre da rispettare, però questo rivelamento... 22 punti. Sì, però questo rivelamento... Dico, non era la settimana giusta, però sempre 22 punti sono rimasti tali, cioè sempre 22 punti. No? Sì, ma adesso vedi, c'è in questo momento per differenziare sono terzi ultimi. C'è un fattore psicologico che incide molto, perché è una squadra non costruita per stare nelle parti basse, soffre che ha una squadra che mentalmente non è abituata a lottare per uscire fuori. Mi sembra però ci sono pure 3-4 giocatori che onestamente potrebbero fare tranquillamente la C pure. Onestamente dico che questi non fanno neanche la differenza. Ma non sono abituati a questo tipo di campionato, sono abituati a che male che vada stanno al centro classifica, quindi non c'è questa paura, questa tensione, quindi perché guarda che state lì sotto, lo stress
non è che poi c'è una piazza importante come quella di Mazzara che ti chiede i risultati, c'è una società che pressa, poi ci sono anche, tu sai benissimo che quando le cose vanno male ti ritardano i pagamenti o non li fanno, non lo so se è il caso di Mazzara, però In generale, in generale è così, quindi ci sono i malcontenti, poi vai ad allenarti, ci sono i musi lunghi, il presidente che neanche ti guarda, qualche tifoso che ti dice qualche parolina in più, quindi è un ambiente che poi incomincia a pesare, quindi queste squadre che sono di piazze diverse soffrono più delle altre, quindi la situazione Mazzara comincia a essere pesante. Di conto ieri ho incontrato un Riviera Manni che no, sta volando. sta volando alla grande, adesso c'ha 35 punti con una partita in meno, quindi una partita Potenzialmente 38. potenzialmente 38 ed è in piena zona playoff. E occupa l'ultimo posto dei playoff buttando fuori il Stella di Falco. No, vabbè, anche il Stella di Falco c'ha però deve incontrare l'Alco, quindi questo sarà un partitone. Quindi il Rivera si sta giocando veramente una carta importante per questo vedi sta squadra come avesse avuto all'inizio del campionato tutta questa sfiga di infortuni, problemi questa è una delle squadre che si starebbe giocando il campionato ed è una società sana, seria, fanno calcio, e quindi veramente fanno calcio e quindi non si sente nulla, tranquilli. Che come abbiamo detto dobbiamo fare calcio, vedere calcio significa affacciarsi al balcone e guardare l'allenamento, giusto? Quindi bravi a Riviera. Allora, io invece salterei San Sebastiano Alcamo, cioè diciamo due parole per questo. Scriviamo l'epitaffio del San Sebastiano. Perché l'epitaffio però c'è un fattore, che finalmente il presidente ha deciso di fare giocare tutti i giovani, non c'è più nessuno, e quindi già incomincia ad essere più apprezzata la cosa, perché sappiamo benissimo che allo stesso punto mettiamo in mossa i giovani che abbiamo, tanto le partite di 5 secondi dipende uguale, o con i giovani o con i grandi, quindi tanto vale dare spazio ai giovani. Tutti i giovani no, neanche Matteo non c'era, quindi l'Alcamo è andato lì e si è andata a fare la sua seria partita, perché lei dice giustamente, dico, io non mi fido di nessuno, perché questo è un campionato strano, come vedi vai ad affadare, vai a perdere, certo non è nel caso di San Sebastiano, però lui si è fatto un conto secondo me, un campo brutto, capace c'è un ambiente magari a scivolarmi il piede, non ci sta niente, quindi ragazzi non ci scherziamo, mettiamo il risultato. Incaveriamo pieno per differenza reti, attenzione perché è importante, la zona playoff di classifica a differenza reti può essere pure una differenziale. Quindi bravo anche l'Alcamo a onorare l'impegno, e poi ho letto pure che ha avuto i complimenti del San Sebastiano, che ha detto hanno fatto i gol che non potevano fare a meno di fare, che poi per adesso non hanno infierito contro i ragazzi, e quindi bravi anche per questo. Se è bello cappotto uguale. Sì, vabbè, però quando devi andare avanti non puoi tornare indietro, significa proprio umiliare l'avversario, quindi è giusto anche che si faccia. No, ma io sono dire che se te la devi giocare, te la giochi bene. Quindi cioè, nel rugby c'è una squadra che viene massacrata e l'altra che subisce, anche nel Super Bowl c'è stata la stessa cosa e nessuno si è lamentato, tutti hanno fatto applausi. Siccome noi abbiamo questa mentalità fasulla del calcio italiano in generale. L'importante è non umiliare, non mortificare l'avversario. No, ma dico, io sono per giocare. Piero, raccontami allora la tua domenica a San Giovanni. A San Giovanni. Intanto veramente un bell'ambiente, ho trovato. Solo il campo faceva schifo. Eppure ti dico, guarda, guarda, il campo manca l'erba, però rispetto a come me lo ricordavo io, perché io l'ho lasciato brutto questo campo, proprio con una pendenza, si giocava a scene, proprio veniva veramente, ma invece io l'ho trovato, non c'è più l'erba, è sparita. Se la sono fumata. Però sai, un bel fondo di una bella terra morbida, tirata bene, proprio sembrava quasi un campo da tennis, veramente bello, magari fosse un po' lento perché è un tipo di terra che rallenta un po' il rimbalzo della palla, però secondo me, io come giocavo trovavo questi campi, è una cosa bellissima, che andavi a terra,
le acrobazie li facevi volentieri e quindi beh, a me è piaciuto il campo. E poi niente, poi cosa dire? La sorpresa Palma, che sorpresa non è Ma più, smettiamo, non è più una appunto, sorpresa. perché Però, già ti stavo però dico, bisogna dare meriti a questo gruppo di ragazzi, perché io ieri oltre a vedere qualche bella giocata, le belle giocate, che devi mettere che comunque lì davanti manca il vertice di questa squadra, che se la Palma avesse un vertice, quindi io non sto parlando né di grande né di piccolo, ma proprio fisicamente un vertice, e questa azione potrebbe avere uno sbocco. Invece è come se tu a un imbuto gli tappi lo scolo e quindi non trova sbocco, quindi tutto quello che fai purtroppo non riesci a quantificarlo. Però devo dire che io ho visto finalmente una squadra con carattere. Quindi questi ragazzini, perché la Palma veramente possiamo dire che è una squadra di ragazzini, sì, la media forse è più bassa. no, ma anche ieri c'era un giornalista accanto a me e dice, ma in panchina, ma anche in campo, quindi più grande, in panchina 93, quindi... un tuo collega giornalista? No. Perché c'è qualcuno che ci chiama pure giornalisti. No. Dionescanti. Non vogliamo prenderci... Ma io mi assumo le mie responsabilità, dionescanti, faccio altre cose nella vita. I giornalisti hanno le loro belle foglie, no? E quindi noi non siamo giornalisti, quindi siamo dei comuni mortali, loro sono. Quindi, dai, allora, che come... niente, allora... Dove l'ha vinta la partita? La partita dove l'ha vinta? La Palma l'ha vinta in un momento in cui, secondo me, non ci sperava più nessuno, perché praticamente quando la squadra si è ritrovata in 10 uomini per l'espulsione di uno dei migliori, uno dei pochi grandi, sempre grande tra virgolette, Mirko Alletto, quindi espulso a doppia ammonizione, e lì l'ha vinta la partita. Perché? Perché Mutolo non si è preoccupato a coprirsi, quindi ha mantenuto un equilibrio sia nella fase difensiva che in mezzo al campo. Ha cambiato un Di Maggio che mi è sembrato un po' al di sotto rispetto a tutti gli altri, leggermente di sotto, perché il ragazzo quando c'era da delle meriti gli vediamo. Comunque dire pure è un 96, superante, anche che si giocava sempre a San Giovanni, che è una piazza molto calda, e quindi lì ha sostituito Di Maggio con un altro attaccante, con Minnone, 96. Lì l'ha vinta perché il San Giovanni ha avuto quella cosa dice, ora la vinco, quindi ha avuto questa spinta in avanti che non ha inconcludente, che ha avuto solo un'occasione di testa che praticamente ha mancato il gol. Adesso mi ricordo che è stata proprio una situazione molto favorevole al San Cataldo e a San Giovanni, ed è stata mancata di testa in una posizione centrale molto favorevole. E lì ha lasciato via libera a Serio, terribile Serio, solo ha dato vita, ha preso calci pure dal segnaliere, dice, uno gambetto per tanto, io inseraiato, calci da tutte le parti, a Gioacchino Serio, che poi quando è stato aiutato da Minnone, siamo riusciti ad arrivare fino lì per dare fastidio a questa porta del San Giovanni. E lì è venuto fuori il gol del giovane, l'altro giovane Caronia. E questo forse è il quarto? Il quinto. Che ha giocato un po' a terzino, un po' lo ha messo in centrale. Caronia è il jolly di questa, dove lo metti suona. E che è importante. Dove lo metti suona, che è un ragazzo intelligente, non è Pelé, però dove lo metti, dobbiamo trovarlo in porta, guardatelo. Vediamo se magari può tornare utile, almeno bisogna che i portieri sono coperti. Proprio nel portiere sono coperti. Quindi è una palla messa bene al centro, arriva Bartolo di prima intenzione di piatto in Benivolè, e dopo gli tira una bolla passata al portiere. Veramente un bel San Giovanni. Il San Giovanni che vari Raffa, mi
Non Allora, sempre, per quello che è la qualità di questa squadra, perché ecco, ho detto bene Rappa, Guastrella, Pirrotta, già. E andatevi a leggere la formazione, perché mi sembra che dico 4 giocatori Per quello che è la qualità di Pesce, un po' devo dire che mi ha deluso, perché sotto il piano, sull'aspetto del gioco, Mutola l'ha vinta al 100%, perché la squadra della Palma aveva un'idea, aveva un progetto, sempre con la qualità che ha, attenzione, perché di fronte aveva una squadra con tantissima qualità. Quindi quando andava avanti il San Giovanni con quella qualità, quelle individualità, certo avevi paura, perché è una squadra che ti mette comunque in apprensione, però sai, controllata bene, dietro la fase difensiva fatta bene, Ivan Tarantino con Bernardo, stavano ben attenti a chiudere bene, non hanno lasciato spazio di niente. Quindi il pareggio, attenzione, era un risultato giusto, perché a San Giovanni sarebbe finito il San Giovanni non l'avrebbe meritato. Però il pareggio era un risultato giusto, però questo gol a quel punto non me l'aspettavo più, guardavo l'ora, speravo che finisse, ci portiamo questo punticino, quando è venuto quel gol, però è stato un premio a tutta la prestazione attenta, concentrata dei ragazzi, non hanno sbagliato una virgola, e quindi per quanto riguarda la prestazione sono stati premiati giustamente con la vittoria e con i 3 punti. Per quello che riguarda il cammino di questa Palma, adesso è doveroso tentare di andare a centrare quest'altro traguardo, che sarebbe, i playoff, credo che sia la prima storico, sì. volta nella storia della Palma, perché quest'anno si stanno abbattendo tutti i record della Palma, perché aveva il tabù delle 3 partite vinte consecutive, ora ne ha 4, e il tabù dei punti, e tutte queste cose. Ora un altro che tiene di mano, guardate, è quello di centrare i playoff, non mi vincere il campionato, perché sennò siamo dove. No, perché no. Corrado, la scomparsa della non vincere il campionato, non ti rischiare, va bene? State tranquille, non lo vinco, vinco. no, perché noi dobbiamo fare, perché Corrado l'ha detto, io ci tengo tantissimo a fare i playoff con il Ferro di Falco. Ci tiene, no, vabbè, l'importante sarebbe, guarda, Monti, non era Monti, sì, sarebbe bellissimo, se tu avevi detto voglio fare i playoff con la Palma. Chi lo sa, pensi che sia. Può succedere di tutto. Può essere. Comunque proseguiamo, dai, andiamo avanti. Ragazzi, ma il San Giovanni non è niente, non è perso nulla, ma poi guarda, del pubblico veramente gentilissimo, educatissimo, guarda, proprio hanno salutato tutti i parenti vabbè, dai. No, guarda, ma non cortesia, guarda, si sono ricordati tutta la razza dei singoli giocatori della Palma, la mamma, le fidanzate, le mogli, a tutte. No, io ero lì, ascoltavo. E poi c'era il coro a Mutolo che gli dicevano? No, tipo quando allo stadio battono la rimessa, no? Sì. Mutolo! No, beh, però tipo no, belli. Divertente. No, comunque, guarda, questa è la. Pure in aramaico gli hanno fatto. Allora, ragazzi, a San Giovanni, nei paesi, smettere, non offendere, ma perché dovete dire queste cose? Alla fine siamo dilettanti, io lo dico tante volte, non dovete offendere. Cioè non siamo dei professionisti, che uno gli dice figlio di buona madre, vabbè tanto, io ho i soldi in tasca, che me ne frega. Quella gente che va lì, poi sono tutti ragazzini, andate a sentirsi dire queste cose. Non è che ma non è giusto, evitiamo, dai. Noi qua a Palermo non ne facciamo queste cose. No, non diciamo, noi diciamo. No, non lo so, io gioco, io mi ascolto quello che dicono ma tu vai a giocare a Palermo e ti dicono parole di tua madre, no. Dai, capita. No. Io non ho mai sentito. Io non mi sbilancio adesso. Mai. Guarda, e queste cose è caratteristiche, perché no, ma non lo fanno, giocano, io lo vedo che poi ridono,
Io ieri li vedevo e non divertito, ma le parole, i ma quando ti fermavi? ma infatti veniva da dire perché quando tu lo dici a un Ivan del Tarantino. Ma che vuol dire? Ma quello si diverte, quello si diverte. Ma i ragazzini cosa lasciamo? Vabbè dai, crescono prima, dai, non sono questi i problemi, abbiamo visto cose peggiori. No, quello sì. Quindi a San Giovanni, ragazzi, proviamoci, 20 il ma vanno fuori, andate fuori, uscite fuori da questo. Ma vanno fuori dai play-out tranquillamente, io neanche proprio ci sto anche ma a infatti, insomma. San Giovanni non li Ma sì, ma andiamo invece alla squadra che vuole incontrare la Parmonval nei playoff, il Serralifalco, che dentro casa fa un pareggio 1-1 col Campofranco, meritando ampiamente di perdere. Allora, la premessa è giusta fare questo? Allora. Dico, sono state pubblicate cose anche da parte se meritava di perdere o non perdere, meritava di perdere. Allora. Grandi critiche, subito sul web, 10.000 notifiche, lettere che mi sono arrivate da Serralifalco, no, dobbiamo dirlo, critiche verso tutti, aspre, non sto qui a riferirle perché alcune sono state pure molto molto pesanti, e ci hanno detto, dite qualche cosa, perché qua questi fanno finta di niente, però dico, non è che ci vogliamo inimicare nessuno, però sicuramente, a noi ci scrivono. Dire qualche cosa, ma noi non possiamo sempre, io volevo dire cose belle, io volevo che oggi volevo dire un grande gioco del Serralifalco, sfortunato. Non c'è stato, no, neanche. né assolutamente, Sfortunato. neanche, anzi, ci è finita pure bene. Vabbè, e che c'è stato? Che voto ha avuto il mister? No, guarda, io non lo voglio. 4 è peso, Antonello hai preso 4. Ma come? Dai, ragazzi, io veramente così non andiamo per niente bene. Non andiamo per niente. Questa era una partita dove è rimesso alla prova, mancava Pirrotta, mancava Oniemi. Per carità, ogni squadra mi però, ha rotto le scatole. Io devo fare una cosa, Marco, Piero, un attimo. Io posso capire, per esempio, fare un esempio, gli manca ai Delfini 3-4 giocatori che comunque sì, giocano, che non hanno poi niente perché hanno 4 under a giocare al posto loro, alla Parma, in eccellenza, in qualche altra squadra, e là tipo l'assenza pesa. Ma questi hanno un organico che possono andare a competere, cioè sono tipo Real Madrid e Barcellona nella Liga che possono giocare 2 o 3 squadre in testa alla classifica e piangiamo sempre. Ma sto mazzarrismo, questo contismo della Serie A ce lo vogliamo levare dalle scatole. Avete rotti i coglioni, non solo Serralifalco, ma tutti, e me ne frego, ma tutti, sento sempre quello mi manca, io questi sono le squadre con 11 giocatori, senza sostituzione, ma quando a finire? Però non l'ho detto, quelli che Antonello non l'ha detto. No, ma in generale tutti gli allenatori tutti gli allenatori Antonello non ha detto nulla, anzi Antonello è uno di quello proprio che non parla. Forse la migliore parola no, Antonello non parla, non dice nulla, che parla invece devo fare un po' il mea culpa di tutta questa situazione, perché finché sei in prima categoria, sei in promozione, in eccellenza deve avere un altro tipo di organizzazione, se no certi risultati non li raggiungi. Infatti vedi, basta un'organizzazione tipo Leonfortese, tipo Camarat, tipo Parmonval, che ti fa un campionato dignitoso. E lì quando vai salendo in questo calcio non basta avere nomi, perché quelli non bastano. Quindi, e non basta anche l'allenatore quando mancano per essere un buon allenatore bisogna che tanti fattori vanno a posto. Ovviamente. Quindi se tanti tasselli non vanno a posto non puoi fare il bravo allenatore. Perché Antonello Capo di Casa, come lo è Massimo Tutrone, sono dei bravi allenatori, perché Antonello di Casa è un bravo allenatore, lo dico, lo dirò sempre, però ci sono dei tasselli, come è un bravo allenatore Massimo Tutrone. Ma infatti, giustamente, è talmente bravo e apprezzato che hanno rotto le scatole fino a farlo andare via, cioè vedi poi dove si arriva, giusto? Perché uno si lamenta che non può lavorare. Questo è stato un grande errore far andare via Massimo Tutrone, non per Antonello, perché era una situazione che Massimo Tutrone la stava gestendo in una certa maniera. Ora, quando tu vuoi farti il tè con il ghiaccio, non ci riesci, perché questa squadra è stata
questo contesto di squadra dalla prima categoria all'eccellenza è stata accompagnata in un certo modo, in una squadra coccolata dal pubblico fino alla promozione. Poi non capisco una cosa, io ho visto partite in eccellenza giocate al campo dello Cicero, quindi si fa una domanda, si inizia a giocare a San Cataldo, però poi si può fare una domandina, si chiede una proroga per giocare qualche partita nel proprio paese, perché io penso che ci sono queste escamotage per potersi fare magari il finale di campionato nel proprio paese, perché io non credo che il Lo Cicero sia meglio del campo che avete fatto un campionato di promozione a Sera di Falco. Provateci, a Ribera non è un campo di Serie D, il Ribera, la Serie D, però lo ha fatto, poi che ne so, ma ci sono tanti campi, il Villa Abate, il campo del Villa Abate, ha fatto 3 campionati di eccellenza il Villa Abate in quel campo. Cioè, violando tutte le norme di sicurezza possibili e immaginabili. Quindi se proprio si vuole dare in attesa di questo, di che qualcuno decide di cosa fare al Sera di Falco, magari le ultime partite fate una domanda, chiedete in Lega, per andare a giocare nel vostro paese, per dare la soddisfazione a questi tifosi che sono eccezionali. Io ho visto un po' la partita, li sentivo a cantare veramente bene, quindi io non lo so se è possibile, attenzione, è possibile che io sto dicendo una cavolata, va bene, però se si può fare, provateci a dare questi, perché se fanno 2 partite, fanno 1000 persone, e lì c'è tranquillo che i risultati li fai pure contro il Real Madrid, se giocano nel paese, e poi qualche allenamento in più, fatelo fare lì e diamo questa soddisfazione alla gara. Andiamo a chiudere, perché comunque il Campofranco deve prendere questo punto che Campofranco ne ha persi 2. Grande Campofranco, e poteva andare a prendersi 3 punti che hanno avuto, però attenzione, Pierino, ho visto 4-5 persone, e mica gioca all'oratorio, Pierino Conciardi giochi solo, sei fortissimo, ma diamo la palla, hai avuto 2 occasioni di darlo al compagno solo, e tu ti puoi marcare pure l'erba sintetica della macchina, e dai, quindi ha fatto una grande partita Pierino come al solito, però ci vogliono 2 palloni, uno per lui e uno per la squadra, quindi Pierino un po' più per la squadra, e niente, il solito Campofranco, tosto, e ho visto anche delle belle individualità dei giovani interessanti a Sera di Falco, perché hanno dei giovani veramente forti, quindi vabbè, dai. Proseguendo, chiudiamo con... Ragazzi, noi parliamo, scusami, no, prego. noi parliamo così, perché magari un po' si scherza, ma noi parliamo sempre per il bene del calcio, quindi noi non abbiamo bandiere, perché si parla del Sera di Falco, parliamo per il bene del Sera di Falco, parliamo del Campofranco, parliamo per il bene del Campofranco, non parliamo mai con cattiveria, perché noi veramente vogliamo il bene del calcio, poi alla fine non me ne frega niente, uno quello che vuole fare fa, però quando noi diamo i nostri pareri, ecco perché poi alla fine non sono, con noi ci vogliono veramente bene tutti, e lo vediamo quando scrivete le mail, perché si capisce, noi veramente vogliamo il bene del calcio, di tutto il calcio siciliano, quindi anche a Sera di Falco mi auguro che le cose si mettano per il verso giusto e che il pubblico abbia quel calcio che si merita. Velocemente, Marsala San Cataldese. Mamma mia, Marsala San Cataldese, allora intanto un grande Marsala pronti via, poteva fare 4 gol subito, e ha trovato davanti un gran portiere Di Carlo, che ha fatto delle parate assurde ed è stato protagonista della prima parte della partita, e si è reso protagonista anche nella seconda parte. C'è chi dice che allora cosa è successo? C'è stato un fallo dove il Marsala ha buttato fuori la palla al 41esimo, credo 42esimo del primo tempo, e quindi si aspettava che la San Cataldese ritornasse, e non è stato fatto. Cosa è successo? La palla è andata sull'esterno sinistro nella metacampo della San Cataldese, e c'è stato un intervento effettivamente un po' pesante,
pesante perché si sono infastiditi del fatto che la palla non l'avevano dato su un ragazzo che è andato a terra, però niente di caro, una gomitatina però fatta voluta, perché si vede che è una cosa impazzisce Di Carlo, parte dalla porta, si mette in mezzo alla mischia, tenta non lo so se lo ha colpito, non l'ha colpito, onestamente non lo so, però il gesto è stato brutto, quindi o l'ha dato il calcio, o Di il Carlo. no, Di Carlo veramente l'ha punito, perché ora ti spiego, o l'hai preso o non l'hai preso, il gesto è stato brutto, ma a parte questo, comunque, non è stato espulso lì, in quell'occasione, perché l'arbitro non l'ha visto, ha fatto finta di non vedere, e il signorino dice, vabbè, che faccio? Buttiamo le due a casa, il 5 e il 2, non avevamo fatto niente, e espulso il 5 e il 2. Di Carlo continua nella sua pazzia, Di Carlo, tu non lo so cosa è successo, che sei stato il migliore in campo per i primi 40 minuti e il peggiore in 2 minuti, perché non so cosa gli hanno detto dalla panchina, che sicuramente qualcosa gli avranno detto. Lui parte dalla porta e va ad aggredire la panchina, impazzito, proprio impazzito. L'arbitro arrivato a quel punto gli dice, scusami, ma ti deve spendere, perché giustamente è stato. Quindi Di Carlo, sei stato la perché io non lo so poi alla fine come finiva la partita, perché comunque il Marsala, ragazzi, ha scombattuto. Però ho visto, ho letto anche cronache, tipo, cioè, mi ha colpito pure una frase, cioè, senza infamia e senza lode però. La vittoria del Marsala? Sì, No, l'infame lode perché? No, nel senso Perché 11 contro 11, però guarda, credimi, si vedono le No, immagini. ma io ho letto. No, io ho non è visto che- le immagini, no, le io immagini non l'ho sono visto, meglio non l'ho magari chi scrive può scrivere quello che vuole, poi magari, ma quando si vedono le immagini, il Marsala ha sbagliato, e poi è stato bravo anche, bravissimo anche Di Carlo, per i primi 40 minuti doveva stare 4-0 per il Marsala. Quindi senza lode, perché poi la partita, perché altro giocare 11 contro 10, altro giocare 10 contro 9. Allora. È diverso, quindi lì poi perché anche a livello di schemi, di sistema, come ti metti il 9? Il 9 giustamente. Viene male, quindi comunque non so se la partita fosse finita a favore del Marsala, però fatto sta che finché c'era Di Carlo in campo si stava 0-0, quindi vai rimproverato, perché sei un bravo portiere e quindi vai rimproverato. Il Marsala continua, ritorna a 36 vincere. punti. Mi sembra, no, non Non ha più niente niente in meno. Quindi ancora c'è, Lì, è in corso, è in lì. corso. Abbiamo finito il girone di eccellenza, passiamo invece alla promozione. Noi iniziamo con un Super Nasca, che è il portiere Real Calcio, che ha impedito proprio al FUS di riagguantare la partita. Comunque sia Real Calcio Corsaro qui a Palermo. Ragazzi, scusate il Real Calcio, perché sicuramente ci stanno facendo i Vabbè, cattelsocci, e ce li meritiamo. Ce li meritiamo perché proprio, guarda, non c'è. Custe Palermo, signorina, avete visto? Cosa ci fate? Che malafede che ne fate fare? Vabbè. Il Real Calcio anche bravi. Ci sono andati Non ci avete commesso No, neanche niente, qua. zero completamente, perché effettivamente le ultime partite che abbiamo visto, ma io adesso non so com'è andata questa partita. Scusa, un po' di informazione tipo. No, non lo so, comunque il Real Calcio va a vincere una partita, guarda, e si mette anche esce, bene, sì, si certo, mette anche poi bene. si allontana. Alla faccia del Cus che rimane immischiato, cioè doveva esserci il sorpasso e invece ci hanno preso, abbiamo 2 squadre palermitane nei playoff. Vabbè, 2, se pensi conti il Carini che praticamente sono Vabbè, 3. Carini sono 3, vabbè, quindi dai. Molto bene. Ma ce l'avamo montati la testa. Le occasioni le hanno avute, attenzione. Le occasioni le hanno avute per riagguantare la partita. Materialmente però dico, il calcio è anche questo, poi la partita vieni punito, però è 1-0 e rimane 1-0. No, complimenti al Real Calcio. E per me il Cus è ancora molto più forte del Real Calcio, ma molto più forte, però intanto. Fate io, giusto. Ma insomma. Ok, bravi. Il Real Calcio, bravi. quando è giusto darvi meriti, noi ve li diamo, quando è giusto vi dobbiamo fare le orecchie, vi diamo le orecchie.
li teniamo in questo caso. Abbiamo preso la seconda settimana 7 pappine, che gli vuoi fare? Complimenti per la quindi, striscia quindi al CUS, ragazzi, siamo a rascinare. Forse vi abbiamo fatto troppi complimenti e i complimenti vi hanno fatto male, allora dobbiamo trattarli con il bastone. La prossima partita, bisogna parlarne della prossima Ma partita. c'è stato un cambio dei panchini nel Carini. Chi è arrivato? Non mi ricordo, però... Nereo Rocco? No, c'è stato un cambio di panchina. Capello? È andato... C'era Guardarà? Pure siciliano mi pare che è andato a giocare, è andato lì al Carini. Sì? È andato siciliano. Ma no, insomma, si sta cercando di fare qualcosa, però cambiando l'ordine dei fattori. Il risultato peggiora, 5 gol. 5 a 1, però questo 1. Questo 1, un gol. Quindi, a Torreale si va a fare questa passeggiata di salute. Quindi io non so a Carini come vi siete organizzati, però c'è stato il cambio dell'allenatore, ci sono stati questi 2 innesti nuovi, chi lo sa, può essere che è qualcosa che si vuole muovere, diamola per buona, quindi diamo al Presidente Lo Cicero questa opportunità, vediamo cosa vuole fare. Quindi intanto i 5 gol con Monreale ci stavano comunque, perché Monreale e con tutte le squadre di questo girone i 5 gol li può fare a tutti, non solo a Carini, quindi io non vado a fare questa valutazione, non la vado a fare, perché il Monreale quando gioca li può fare a chiunque 5 gol, quindi io rispetto questo risultato. Solo che gioca poco, Io rispetto questo risultato, lo voglio rispettare. Voglio vedere questi cambiamenti che ci sono stati in casa Carini, se portano, io mi auguro di vero cuore, che portano, io ti dico una cosa, magari 6 punti, altri 6 punti. Ti esci fuori, ti giochi i playoff e chi lo sa. Ti giochi i playoff? Non diciamo cose che non esistono. Cerchiamo questi 6 punti, chi lo sa. Voglio vedere cosa è successo, io non lo so cosa è successo, però quindi i 5 gol non li tengo in considerazione perché io considero il Monreale una squadra fortissima, perché lo è, quindi deve peso contro una grande squadra, quindi non ti faccio i complimenti a Sergio, non ti faccio i complimenti perché io voglio che tu vinci le partite quelle che contano, quindi io ancora complimenti non te ne faccio perché ancora nonostante tutto siamo lì. Nell'ultimo posticino c'è tempo per fare tutto, vai. Castellammare Favignana è stata la partita invece più combattuta del previsto. Hai visto il Favignana? Il Favignana che ancora sta continuando a intrigare perché è una squadra molto curiosa e segna molto, va sempre avversario. Hai visto. Soprattutto alle ultime partite sempre avversario. Però il Castellammare non ci ha deluso, se doveva prendersi questi 3 punti e si è preso questi 3 punti. Danilo Marcoccio va a uomini e donne. Danilo a uomini e donne. Tanto gli faccio i miei. No, io. No, Danilo è il mio figlioccio. No, allora. Danilo. Ma perché non c'entra niente con il calcio. Dico, già stronzate ne dice. Vero. Ma io, allora Danilo, siamo tutti con te, quindi finisci da applaudire in campo. Ti applaudiamo comunque. Io per quanto ha giocato. Ma io non me la vedo solo quello. Però vabbè, Danilo, tienimi informato, fammi sapere come va perché ti seguo. Dalla tribuna alla tribuna d'onore di uomini e donne. Sempre seduto. Però lì io sono sicuro una cosa, che Danilo lì ti fa rispettare. Danilo il telefonino, tu mi hai capito, vero? Va bene. Tendiamo un velo pietoso attorno a questa situazione veramente incresciosa e proseguiamo a parlare della partita di sabato tra Cefalù e Strasazzi, il massacro, perché il Cefalù ha fatto una grandissima partita, ha distrutto lo Strasazzi. 3-0. Ti aspettavi di più? No, però ne hanno sprecate moltissimo. Sì, è stato un super Cefalù. Ma io quello che io ho, vedi, guarda qua. No, non è a 2 partite meno rispetto al Dattilo, per esempio. Okay. Ecco. Quindi il Cefalù è messo bene. Perché ha una partita in meno rispetto al Pageco e 2 partite rispetto al potenzialmente 44. Potenzialmente ha 44 punti, quindi il Cefalù ci può dare delle belle soddisfazioni. È una squadra che noi seguiamo perché ci sono dei ragazzi che conosciamo, che io ho avuto anche come li ho allenati,
e quindi la seguiamo in un modo particolare, un affetto particolare. Soprattutto la tua età è seria. È una società seria e quindi a parte qualche piccola imperfezione durante il cammino di questo campionato, No, però sembra adesso che finalmente abbiano registrato il adesso si è andato a registrare, quindi bravi a Cefalù e continuiamo così. Certo non era la partita dello Stato per fare i complimenti, però è interessante non mollare e siamo attenti a non cullarci, abbiamo 2 partite in meno, perché bisogna giocarle tutte, come giustamente diceva Chico, la partita del San Sebastiano dobbiamo andarci a giocare perché non mi fido di nessuno, anche voi non vi fidate di nessuno, che niente vi regala, nessuno vi regala niente. Il dattilo dei fratelli Parisi sbanca Purgatore con un golletto, però comunque sia, se non era derby questo, poco ci mancava. Sono 3 punti. E sono 3 punti di salute e consento al dattilo, anche se con 21 partite giocate, di sedersi nella piazza d'onore, quindi al secondo posto in classifica, dietro soltanto al Pacello. Intanto va a prendere questi 3 punti che danno morale, perché dopo tutta la prestazione che ho visto qui veramente siete stati pietosi. Quindi mi auguro che l'esperienza di Renzo, che Renzo oltre ad essere un bravo giocatore è un uomo squadra, ha esperienza, riesce a mettere la sua esperienza a disposizione della squadra e quindi sicuramente Renzo avrà dato questo apporto in generale, non solo dentro il campo ma fuori dal campo, e per fare la chioccia a questa squadra e magari la prende a braccetto per fare un finale interessante e farsi un buon playoff, e chi lo sa. Il Dattilo è una squadra che comunque merita di fare playoff. Il Dattilo è una società che merita di fare l'eccellenza. Perché ci sono società che manco hanno i soldi per pagare il cursore in eccellenza e invece ci sono squadre come il Dattilo che potrebbero fare l'eccellenza e sono lì in prosa. Quindi forza Dattilo. Io sono... No, è giusto dirlo perché allora, io non ho ovviamente noi sappiamo che noi tifiamo per le squadre palermitane, però quando una squadra del Trapanese, dell'Agrigentino, del Messinese e dà la possibilità di fare un buon calcio nelle categorie superiori, noi siamo per questo, perché vogliamo vedere i bei campionati, Passiamo invece adesso alla disfatta dei Delfini sul campo del Montemaggiore. Vabbè, dico, non è che ci si aspettava il miracolo, i Delfini adesso hanno una serie di lungoreggianti, come dicevamo prima, e abbiamo detto tutte le squadre che comunque non è che hanno tutta questa varietà di scelte. Noi siamo stati troppo buoni con i Delfini. No, però comunque i danni sono però ecco, noi parliamo degli altri, però quando arriviamo nei Delfini, però ma sono 4 ragazzini, però allora parliamo del Carini che non ha squadra, rispetto al Carini il Delfini ha una squadra, quantomeno c'è un progetto, c'è un allenatore, appena 7 punti in più cioè peggio dei Delfini ha fatto solo il Carini. No, ma dicono sicuramente io ho detto anche non mi attendevo di più di quello che è successo, che comunque sia noi dobbiamo rivedi in faccia, poi se tu vedi poi gente che ha convocato Perricone per la partita, ci sono bambini che secondo me uno ce n'è uno che mi andava il figlio di Muto, allora li andiamo a classificare come classifichiamo il Carini e come classifichiamo lo Sassaro. Cioè noi non possiamo non possiamo discriminare perché i Delfini sono tutti amici nostri. No, però sicuramente. Però dobbiamo. Non si fa così, siccome io un'altra cosa ti volevo chiedere adesso in diretta proprio per sfatare questo, dato che non avevamo parlato prima. Perché qualcuno che ha visto la scorsa puntata e tu hai detto, mi sa che nell'ambiente si è rotto qualcosa, vorrei parlare con Tarantino. Non lo so. Ma tu sono curioso di sapere. No, io non ho parlato con nessuno, non ho sentito nessuno. E quindi io, al momento in cui saprò qualcosa, io puntualmente, però io ve lo vengo a dire, però voi non lo dite a nessuno, siamo solo 5.000 e deve rimanere tra noi 5.000. Deve rimanere fra noi, io ve lo vengo a raccontare. No, non ho sentito nessuno, però ripeto, io ritorno ai discorsi che facciamo per lo Sasatti e per il Carini, mi sembra doveroso tirare le orecchie a questo Delfini, del mio amico Enzo Tarantino e del nostro amico Cristian Perricone. Che Enzo non è amico mio.
Certo, dei nostri amici, amico mio da tanto tempo, tu sei un ragazzino, io con Enzo ci conosciamo da una vita, quindi mi posso permettere questo e l'altro con Enzo. Cristian è un ragazzo, quindi un tuo amico è un ragazzo che io voglio bene, quindi vanno tutti e due. E vabbè, ma comunque ti dico, il Montemaggiore è di un altro spessore, ecco. No, ma infatti, sì, ma io sono convinto comunque che i delfini buoni, in salute, se la giocano con Montemaggiore. E appunto, Non ho questo dubbi, sicuramente. non ho dubbi, quindi, Dico, non era questa la settimana andiamo. giusta. Vabbè. Se c'era uno scontro in classifica, onestamente ci ha detto che c'è una squadra più forte delle altre, e questo forse dubbi non avevamo, perché noi infatti abbiamo messo uno, Sì. perché il Paceco è una squadra di eccellenza, mentre ancora il Salerno no. Il Paceco è una squadra di eccellenza. È una squadra organizzata, è una squadra che gioca. Ecco, è una delle poche squadre che ho visto che gioca a calcio, è una squadra già pronta, ma secondo me tre, massimo quattro ritocchi e ti puoi fare un buon campionato di eccellenza, perché è una società buona, ha dei buoni giovani, ha un buon allenatore, ha un buon progetto di gioco, sì, è una squadra già pronta perché può ambire a fare eccellenza e farla bene. Quest'anno questa squadra già si salvava, secondo me, eccellenza. Con la stessa squadra che l'eccellenza comunque ti porta ad avere quei 2 o 3 in più, perché comunque ci sono giocatori, ragazzi che magari non si propongono in un cambio di proporzione, appena te l'eccellenza sei in un giro diverso, quindi sei in un contesto diverso e quindi anche qualche giovane migliore in più lo puoi avere in eccellenza e non in promozione, quindi è una realtà diversa l'eccellenza che ti permette di fare ancora meglio, quindi un Paceco in eccellenza avremo un'altra squadra buona come potrebbe essere il Dattilo, come ahimè potrebbe essere il Monreale, speriamo che ce la faccia, e quindi o come può essere il Cefalù che già da 10 anni gravita, però ancora, come si può dire, a Firenze non ha quagliato, in un fidanzamento lungo. Sicuramente lui in questa partita ci ha detto che il Paceco è il padrone in questo momento del campionato, della squadra più forte, dato che comunque la partita è stata, da dichiarazioni che sono arrivate dalla partita, dominata assolutamente, cioè proprio niente di più e niente di meno. Non si offenderanno gli amici nostri di Salemi, ma non è stata una settimana giusta. Ma c'è a 0 mica. 3-0 lascia pochi spazi al commento. Ricordandovi che comunque sia il Ligny riposava. Noi per questo lunedì abbiamo finito. Però che peccato. Che ecco, niente testa. Non ci sono, non può essere, ragazzi, però ci aveva provato, però non è andato. E vabbè, però è bello, abbiamo parlato di calcio, è una cosa bellissima, è quello che noi vogliamo fare, che vogliamo fare sempre, mi auguro che faremo per tutte il resto delle puntate, poi chi lo sa, poi magari qualche scaffo ce lo diamo noi, ma quello rimane in famiglia, va bene? Sicuramente resterà così e comunque divertitevi e continuate a divertirci come avete fatto finalmente in questa domenica di campionato senza polemiche. Un saluto e un ringraziamento come sempre a mister Piero Gatto e Salvo Soci. Grazie soprattutto a voi, i 5.000 che ci seguite sempre da casa. Ciao! Ciao!